Big match della 17ª giornata, il Santa Venerina fa visita al Cittadella C. Sant'Antonio terza in classifica e che ad eccezione della sconfitta a tavolino contro il Riviera Nord non ha mai perso in casa e non perde proprio dal match d'andata contro il rosso giallo-blu. Mister Calvaruso cambia pochissimo rispetto alla brillante vittoria di domenica scorsa contro la Cibona Accorsi. Tra i pari torna Maniscalco al posto di Buallegue. A sinistra Zanella riprende la maglia titolare e compone la difesa con Gulli, Spampinato e Lopez. Confermatissimi centrocampo con Basile, Fratelli Scapellato e attacco col tridente Sinatra, Carbonaro De Leonardis. Partita intensa fin dalle prime battute, Daniele Scapellato cerca in profondità Carbonaro, la torre per Sinatra, lo anticipa Bella, poi Barbagallo, la mette giù e allarga bene a sinistra per Fichera che ha tanto spazio per spingere. Fichera rientra verso il centro, prova la conclusione che sorprende sul primo palo Maniscalco. Solo 3 minuti di gioco e Matteo Fichera porta in vantaggio la C. Sant'Antonio. Ancora padroni di casa pericolosi, Bella cerca Fichera, capisce tutto Lopez, alimenta l'azione Barbagallo, dalla distanza respinge Spampinato, ancora Barbagallo, il sinistro dal limite, respinge Maniscalco, poi Gulli e Lopez mette in corner. Reazione degli ospiti, Daniele Scapellato batte rapidamente per De Leonardis, il cross all'interno dell'area per Carbonaro al volo, non inquadra la porta. 18esimo calcio d'angolo di Sinatra. Passo allontana Gallo, recupera Carbonaro. Carbonaro si gira col destro, splendido, imparabile per Biondi. Il solito sospetto, Nino Carbonaro, 14 in campionato, 1-1. Sulle ali dell'entusiasmo continuano a spingere il rosso giallo-blu. Basile per Daniele Scapellato in verticale verso Sinatra, spalle alla porta. Sinatra, braccato da 3 giocatori, prolunga l'indietro per Fabrizio Scapellato. L'assist per Daniele Scapellato, avanza, ci prova dalla distanza, respinge Biondi e poi la difesa allontana. Basile, il controllo, poi imbuca per Sinatra sulla 3/4. Sinatra, grande palla per De Leonardis, il controllo. De Leonardis scivola col sinistro, murata la sua conclusione, para Biondi. Si riaffacciano in attacco i santantonesi, corner di Barbagallo, al centro per Lopresti al volo. Mira imprecisa, ghiotta palla gol. Punizione di Basile, dalle retrovie, va in profondità. A cercare Carbonaro, non ci arriva, la palla passa, finisce Sinatra col sinistro, fuori di un soffio. Finale del primo tempo, Sinatra attacca a sinistra, punta a Guagliardo, la sterzata. Ancora Sinatra col tacco, va via, il cross al centro, allontana Motta, poi De Leonardis, spreca calciando alto. Nella ripresa comincia forte la C. Sant'Antonio come nel primo tempo, Barbagallo, il cross, allontana di destra Spampinato, ancora Barbagallo, elude l'intervento di De Leonardis, poi la rimette in mezzo, verso Lopresti, gran controllo e poi il destro, fuori bersaglio. Punizione per i biancazzurri, la batte Gallo che va direttamente in porta e batte Maniscalco, la firma di Gallo a riportare la C. Sant'Antonio in vantaggio dopo soli 4 minuti del secondo tempo. Dall'altra parte reazione immediata del rosso giallo-blu che conquistano un piazzato. Lo batte Sinatra, ci mette la mano Biondi che si salva in corner. Primi cambi per Mister Calvaruso che passa al 4-2-3-1, fuori Basile, dentro Biondi e fuori Daniele Scapellato, dentro Crisiglione. 72esimo, punizione per i santantonesi, la batte Genovese, lunga sul secondo palo, sponda di Fichera, si alza un campanile, colpisce di testa Lopresti, blocca a terra Maniscalco. De Leonardis, duello spalle alla porta con Genovese, riesce a girarsi, il traversone, esce Biondi che non trattiene, la palla finisce a Denny Biondi, Biondi in rasoterra, ci mette il piede l'estremo difensore di casa. Si gioca il tutto per tutto Mister Calvaruso, attaccante per difensore, fuori Gulli, dentro Mongelli. 7 minuti alla fine, piazzato di Sinatra, al centro, per Mongelli al volo col sinistro, 20 secondi dal suo ingresso in campo, subito decisivo, Fabio Mongelli, quarto gol con la maglia del Santa Venerina, 7º stagionale, un gol pesantissimo che vale il pareggio. Un altro cambio nei minuti di recupero, fuori De Leonardis, dentro Calì, ultima chance nel finale per gli ospiti, Spampinato per Zanella, prolunga a sinistra per Sinatra, 1 contro 1 con Genovese, la finta di Sinatra, il cross per Carbonaro di testa, lontano dalla porta di Biondi. E 2-2 al Comunale, una partita ricca di emozioni, giocata con tanta intensità da entrambe le squadre che hanno dato tutto nell'arco dei 90 minuti. Il Santa Venerina torna a casa con un punto importante, frutto dell'ormai solita ma non scontata voglia di non mollare mai e provarci fino alla fine. Un pareggio che permette alla squadra di Calvaruso di portarsi a più 13 sulle inseguitrici C. Sant'Antonio e Belpasso. Proprio Belpasso sarà il prossimo avversario dei rosso giallo-blu e lo scontro andrà in scena mercoledì per il ritorno degli ottavi di Coppa Italia. Si ripartirà dall'1-1 dell'andata, con dunque la qualificazione tutta da decidere.